Riapre il Covid Hospital di Jesolo. L'ufficialità arriva con la notizia del trasferimento altrove dei pazienti affetti da altre patologie. Ora non ci sono più degenti che quelli positivi al Covid-19. Al momento sono 34 su 47 posti disponibili, che peraltro possono aumentare. La terapia intensiva invece rimane chiusa, ma potrà essere operativa nell'arco di 24 ore in caso di necessità. E abbiamo adottato questa scelta di gestire il Covid all'interno di un ospedale, l'ospedale di Jesolo. Gli ospedali di San Donato e Portogruaro hanno continuato e continuano tuttora a lavorare in maniera ininterrotta e quindi possiamo garantire alla comunità le prestazioni sia ordinarie che d'urgenza senza alcuna interruzione. All'insegna della continuità nell'attività sanitaria, all'ospedale di San Donà è stato presentato un nuovo tomografo computerizzato a 128 strati da €500.000. Permette esami in tempi veloci, immagini più dettagliate e precise che permetteranno di estendere i riscontri clinici anche su pazienti con sospetta ischemia o per lo studio delle arterie coronarie. Ogni anno investiamo 70 milioni in attrezzatura di ultima generazione e la nuova TAC a 128 strati qui di San Donà di Piave ne è la testimonianza. Questo vuol dire macchine ad alta precisione, macchine meno invasive che riusciranno anche a fare diagnosi in maniera molto più puntuale. Questo nonostante questi 21 mesi in cui tutto il nostro sistema è un sistema sotto pressione. Il nuovo tomografo è peraltro predisposto per limitare il contatto diretto tra operatori e pazienti infetti, un pregio mai così importante come in questo periodo. Il tablet permetterà al tecnico di impostare tutte le fasi dell'esame senza essere costantemente a stretto contatto con il paziente Covid. In più è una macchina che ha anche una dotazione in termini di intelligenza artificiale, nel senso ha dei software che sono in grado di calcolare il volume polmonare coinvolto dalla malattia e quindi faciliterà moltissimo anche le fasi diagnostiche, le fasi in cui il clinico dovrà decidere cosa fare con il paziente, quindi la prognosi e gli esiti a distanza.